Buongiorno, ben ritrovati, buon inizio settimana, 5 febbraio, siamo in diretta come sempre, sono le 12, staremo insieme fino alle 13:30 e tanti gli appuntamenti, tanta la cronaca oggi con un omicidio avvenuto in Messico di una donna residente originaria di Favaro Veneto, però poi seguiremo anche a Rovigo la marcia dei trattori verso Roma, seguiremo assieme al nostro Federico Fusetti. Prima però di collegarci, la vedo già sullo schermo, intanto che saluto Ilaria Marchiori. Ilaria, intanto buongiorno. Buongiorno a te Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Guarda, ti rubo proprio 2 minuti per il sondaggio che riguarda proprio la marcia dei trattori. Lo vedete sullo schermo, trattori in marcia su Roma, la protesta è giusta. Se volete rispondere sì, lo 0422 1626 691, se invece volete rispondere no, 0422 1626 690. Potete cominciare a votare anche ora all'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione come di consueto ogni lunedì alle 21. Ed ora andiamo subito a Favaro Veneto, dove per noi c'è Ilaria Marchiori. Ilaria, intanto buongiorno ancora. Sì, buongiorno Daniela, eccoci qui, siamo proprio in piazza Favaro Veneto, insieme a noi il presidente della municipalità Marco Bellato, perché a breve appunto parleremo di Pamela Codardini, questa ragazza di 35 anni, mamma di due figli piccoli, che anni fa era residente appunto a Favaro Veneto e che sabato 27 gennaio è stata brutalmente assassinata in Messico insieme al suo compagno messicano di 29 anni. È successo tutto intorno alle 18:30 nell'attività che loro gestiscono di vendita di tabacchi e pipe. Sembra però dalle prime informazioni che arrivano appunto dalla stampa messicana che nel mirino di questo comando ci fosse il 29enne, non lei, solamente che una volta trucidato il ragazzo si sono resi conto che Pamela si trovava sul retro e quindi hanno sparato anche a lei, una vera e propria esecuzione secondo quanto riportato appunto dalla stampa messicana. Quello che la prima domanda che poi ci si è fatti è dove fossero i figli erano stati affidati o comunque si trovavano col loro papà, dunque il compagno precedente rispetto a questo di Pamela. Pamela qui ha un fratello, Manuel, e anche la mamma che è residente a Favaro. Bellato, benvenuto. Lei conosce la famiglia, conosceva Pamela? Sì, buongiorno a tutti. No, la famiglia non la conoscevo, non conoscevo neanche Pamela, però è una di quelle notizie che non vorresti mai sentire, ci ha sconvolto tutti, sentire che una nostra concittadina o comunque una persona che aveva vissuto qui a Favaro Veneto è stata vittima di un gesto talmente brutale, violento e barbaro. Cioè, non ci sono parole per descrivere una tragedia del genere. Sappiamo che la mamma dovrebbe essere residente qui a Favaro, abbiamo fatto dei controlli e pare che anche Pamela abbia vissuto per un periodo qui a Favaro e abbia comunque dei compagni di scuola che sono proprio qui del nostro paese. Lavorava anche qui a Favaro come barista? Sì, dalle notizie che abbiamo comunque appreso in questi atti mi pare che per un periodo avesse fatto anche la barista qui a Favaro e comunque appunto si tratta di una delle nostre famiglie, di una famiglia che aveva vissuto qui a Favaro e la mamma, ripeto, vive qui a Favaro, quindi voglio innanzitutto mandare un messaggio di vicinanza, solidarietà e di condoglianze per quello che possono valere alla famiglia e dire che siamo a disposizione come istituzione qualora avessero bisogno. Certo, probabilmente si aprirà un capitolo più complicato che riguarda la vicenda del riportare la salma in Italia, perché saranno coinvolte le autorità messicane così come le autorità italiane, quindi speriamo che la diplomazia faccia il proprio lavoro di modo che la salma possa essere riportata in Italia. Sono notizie veramente che svegliarci ci ha lasciato tutti sbigottiti. Tra l'altro sembra che il destino di Pamela sia proprio segnato da questi tragici fatti di sangue, perché nel 2013 fu ucciso il marito, erano sempre in Messico e fu ucciso proprio il marito, era un cuoco e anche lui insomma fu brutalmente assassinato.
Sì, si è presa anche questa notizia. Purtroppo il Messico non è neanche uno di quei paesi tranquilli, perché di questi omicidi ne accadono purtroppo tanti durante l'anno, e quindi è un paese pericoloso. Però in questo caso possiamo dire che si tratta anche di una persona che si è trovata nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, perché se l'indirizzo dell'azione criminale era il compagno, purtroppo lei era lì ed è stata vittima innocente di qualcosa che non la riguardava nemmeno direttamente. Cosa si può dire? Il Messico purtroppo non è un paese sicuro e si verificano anche di questi eventi. Pensiamo sempre che questi eventi non ci riguardano mai direttamente, purtroppo a volte si verifica che ci toccano da vicino, e quindi non ci sono parole per poi poter affrontare questi momenti, perché siamo sempre lì, cioè, poi già la morte in sé è un evento che non la si accetta quando riguarda noi direttamente e nemmeno quando riguarda una persona a noi vicina, quindi di nuovo condoglianze alla famiglia. Grazie al presidente della municipalità di Favaro, Marco Bellato. Qui da Favaro Veneto restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria, grazie anche al tuo ospite. Dunque una tragedia per l'intera comunità che piange oggi una vittima. Ed andiamo, prima la vedo già sullo schermo la nostra Francesca Bozza, prima una notizia che arriva però da Rovigo. Nell'ambito di un'inchiesta su illeciti relativi al super bonus edilizio, la Procura della Repubblica di Rovigo ha chiuso le indagini relative a 9 indagati a vario titolo per reati di indebite percezioni di erogazioni pubbliche, false attestazioni da ente pubblico, truffe aggravate ai danni di ente pubblico, autoriciclaggio e riciclaggio e favoreggiamento personale. In particolare la Guardia di Finanza di Rovigo ha ricostruito che gli indagati, attraverso 3 diverse società con una rete di deleghe firmate da persone ignare al fatto, hanno dato l'avvio ai lavori mai fatti per 28 immobili, generando falsi crediti di imposte che venivano ceduti a Poste Italiane. Ed ora subito a Treviso per parlare di furti. Prima, non so, intanto la vedo già sullo schermo la nostra Francesca Bozza. Francesca, intanto buongiorno. Sì, buongiorno Daniele, buongiorno ai telespettatori. Furti perché, l'abbiamo raccontato anche ieri nel corso del nostro telegiornale, c'è stato l'ennesimo colpo, questa volta a Saletto di Breda di Piave, da dire tra parentesi che pochi giorni fa eravamo stati a Pero di Breda di Piave e i cittadini ci avevano raccontato di una zona sotto assedio da parte dei malviventi. Una signora si era trovata, aveva visto i ladri scappare, buttarsi, possiamo dire letteralmente buttarsi dal terrazzo della sua abitazione. Ieri a Saletto di Breda di Piave il racconto di una coppia che si è trovata faccia a faccia con i ladri e la loro reazione inaspettata per i malviventi ha fatto fuggire appunto i ladri, e quindi un furto che fortunatamente non è andato a segno, ma che sicuramente ha creato un senso di inquietudine, di paura tra i residenti, al punto che questi signori hanno detto adesso è il momento di scendere in strada, insomma di organizzarci con una sorta di ronde. Torna questa parola di cui tanto si era parlato negli anni scorsi, per controllare, per fare noi cittadini un controllo del nostro quartiere, del nostro territorio. Sono insieme a Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso. Buongiorno Demma. Buongiorno a tutti. Insomma, il tema delle ronde che torna, cioè l'insicurezza dei cittadini che si trasforma su una presa di posizione così forte, dicendo vabbè, allora visto che non c'è nessuno che ci tutela, perché questa poi è quello che possiamo leggere tra le righe, ci mettiamo noi in gioco e scendiamo per le strade a controllare. Sì, allora questa è direttamente proporzionale con l'ansia e la paura che hanno le persone, no? Quindi tutti noi, l'unica cosa che ogni tanto viene fuori è facciamo le ronde, che però rimane sempre la mia idea e quella dell'associazione Furti in Corso. Siamo totalmente contrari alle ronde, perché lasciamo fare quel lavoro a chi è predisposto, quindi alle forze dell'ordine, perché poi bisogna anche capire che ci si trova davanti al ladro che scappa semplicemente urlando, come è successo in questo caso, ma al ladro che reagisce, come è successo anche a me purtroppo varie volte. Quindi quelle situazioni le facciamo gestire a chi è proprio formato per una vita a fare quelle cose lì, quindi io le boccio totalmente. Ma è anche vero che ormai siamo arrivati al punto, come si diceva tempo fa, che l'insicurezza è totale dentro le case. Anche perché, lo abbiamo raccontato noi, ormai
furti non solo di sera, anzi sempre più si anticipa l'orario. Abbiamo raccontato l'altro giorno a Mogliano hanno tentato di entrare in un'abitazione alle 10 del mattino, in un altro caso alle 17:30, in un caso sempre a Mogliano con la proprietaria che è rientrata a casa, ha trovato la casa sottosopra ma ha trovato anche un coltello a serramanico abbandonato dai ladri. Questo significa che non solo entrano in pieno giorno, non solo non si fanno scrupoli se in casa in quel momento ci sono delle persone. Vi abbiamo anche raccontato di un episodio in cui c'era una ragazzina di 16 anni che stava facendo i compiti in cucina mentre in camera da letto, quindi a 2 passi da lei, c'erano i ladri, ma entrano anche armati e non si sa che reazione potrebbero avere. Esatto, è quello il discorso. Noi non sappiamo chi entra, normalmente entra chi non ha nulla da perdere, no? Quindi sono tutte queste squadre che sappiamo, principalmente bande dell'estero, lo dicono sempre, che fanno da una vita questo mestiere, chiamiamolo così. Quindi noi quando alziamo la voce e urliamo per diciamo, prendere l'attenzione dei vicini è la cosa giusta da fare, chiamare subito le forze dell'ordine, ma poi affrontarli può anche comportare una colluttazione e se non peggio, perché no? Abbiamo visto che possono essere armati di coltello e potrebbe essere di qualcos'altro, quindi evitiamo di fare gli eroi, perché alla fine degli eroi pieni di libri di storia, ma come si suol dire, scusate la battuta, ma sono tutti che non ci sono più, sono tutti morti, quindi evitiamo questa cosa e chiamiamo prontamente le forze dell'ordine. Ma lei vuole lanciare un appello al ministro della giustizia Carlo Nordio perché dice è il momento che si ascolti la voce dei cittadini sempre più esasperati. Sì, approfitto delle telecamere. In realtà veramente il desiderio grande sarebbe di guardarlo negli occhi e dirglielo proprio col cuore, visto che è stato comunque molto bravo quando c'è stato l'appello dei sindaci di depenalizzare il reato di abuso d'ufficio. Adesso ci sono migliaia e migliaia di cittadini che stanno chiedendo la certezza della pena. Cioè, se io so che quei ladri non stanno rischiando nulla, ladri, ma possono essere i truffatori e via dicendo, a questo punto perché questo senso di impunità? Cioè, ci dia una mano a fare qualcosa. Lui è l'unico che può, è anche di Treviso, conosce la situazione, legge i giornali, vede che siamo fondamentalmente sotto assedio, quindi deve riuscire a fare qualcosa, perché depenalizzando i reati non si trova una soluzione se non quella classica di tolgo la panchina per eliminare un problema, ma non è quella la soluzione, bisogna fare altro, perché la legge prevede che devono essere puniti. Siamo davanti al palazzo della prefettura e al prefetto cosa vorrebbe dire, Demma? Un altro bel appello, ormai abbiamo visto che siamo in emergenza, quindi iniziamo già da subito, oggi secondo me, a chiamare il battaglione Mestre e andare un po' di rinforzi delle pattuglie, perché sappiamo che per quanto possano fare sono comunque troppo pochi e quindi perché ogni volta dobbiamo arrivare al punto che vediamo 30 furti a sera per poi chiamare i rinforzi? Facciamolo un po' prima. Allora, oggi pomeriggio lo faccia, per cortesia, perché noi abbiamo paura in casa. Ultimissima battuta velocissima, Daniela, perché proprio davanti alle nostre telecamere in diretta si era aperta, diciamo così, un confronto tra l'Associazione Furti in Corso e l'Associazione Ristoratori del Veneto per una collaborazione che sta andando avanti. Sì, sta andando avanti, ci stiamo sentendo molto spesso con la Alessia Brescia, che è la presidente dell'associazione, e stiamo anche cercando di capire come fare magari proprio una giornata informativa tutti insieme tra ristoratori e cittadini in virtù del fatto di proteggersi per i furti e le truffe. Grazie a Cristian Demma, presidente dell'Associazione Furti in Corso. Daniela, la linea può tornare allo studio. Grazie davvero Francesca. Prima di andare a Rovigo, dove abbiamo detto c'è la marcia dei trattori, la nostra Francesca ci ha parlato di un furto avvenuto ieri a Saletto lungo il Piave ed è stato preso di mira all'ora di cena un'abitazione lungo l'argine esterno. Se riusciamo vediamo il servizio e subito dopo andiamo invece a Rovigo con il nostro Federico Fusetti. Come hai fatto? Così. Ti te dici no, qua. Forte. Per me che bussare sul portone. No, Maurizio qua già avevo qua. Così? Sì, ma forte. Forte. Sì, anche adesso Sì, forte. Perché l'unico aperto era questo, senza lo scuro. Senza lo scuro era questo. E come mai che ti hanno... Perché solita di serrare? No, non ho chiuso perché almeno un quarto alle 7 devo ancora mangiare, cenare, ceno, butto fuori la tovaglia e poi chiudo lo scuro. Gli altri erano tutti chiusi. Ma purtroppo questa è stata la sorpresa. Brutta sorpresa ieri sera per Ivana Mosole e Maurizio Gritti, che si sono trovati faccia a faccia con i ladri dentro il giardino della loro casa lungo l'argine esterno a Saletto di Breda di Piave. Sicuramente ci viene da qua, di preciso mi ho valutato perché sta roba qua non è mai stata così. Siccome che mi sono sempre qua che controllo, sta roba qua è un ricevimento sicuramente da qua. Ecco, e quando è successo? Ieri sera almeno un quarto alle 7.
e abbiamo sentito bussare, hanno bussato ma insistentemente su un portone di casa. Abbiamo preso paura perché non è mai successa una cosa così. Presi di sorpresa dai banditi che però non si aspettavano invece la reazione immediata della signora Ivana. Ho acceso la luce fuori, che non avevo acceso la luce della casa. Quando io ho acceso loro sono scappati perché non c'era più niente, non c'era nessuno davanti alla porta dove hanno bussato. Ho guardato dietro che ho una finestra in cucina e ho visto due che scappavano. Ho aperto la finestra e ho gridato: delinquenti, vi ho visto, vi conosco, tutte queste cose che è il momento quando viene fuori la reazione della... Sì, sono un po' agitata, è logico, però in quel momento lì non avevo paura. Avevo una grinta addosso, forse sarà il mio carattere così, perché mi sento, io non ho fatto mai del male a nessuno e mi dà un po' fastidio vedere le persone che vengono a casa mia senza bussare o suonare il campanello. C'è tutto il carattere di una famiglia che non si lascia intimidire dietro a questa reazione, visto che Ivana è una delle nipoti di Remo Mosole. Banditi che sono fuggiti verso questa proprietà disabitata per poi dileguarsi verso la strada dell'Argine. Una vicenda che non ha lasciato conseguenze e che Maurizio, che tutti conoscono come il barbiere di Carità di Villorba, sicuramente racconterà ancora con uno scopo ben preciso. L'importante è che adesso tutti i vicini si diano un po' una mossa, magari di ogni tanto fare una passeggiata, vedere, sentire se c'è qualche novità, qualcuno che magari nota qualcosa di strano, che avvisi qualcuno, che avvisi i carabinieri. Comunque è brutto trovare delle persone in casa propria senza che suonino il campanello, cioè ragazzi. Ed ora andiamo subito a Rovigo, dove l'abbiamo detto, la protesta dei trattori. Eccolo qui Federico Fusetti, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Questi sono i trattori che stanno lasciando il centro di Rovigo. Fino a pochi istanti fa erano davvero centinaia, adesso li vedete un po' più sfilati, molto al di sopra delle aspettative. Questo raduno, si parlava di 200 trattori, adesso ci hanno detto che sono addirittura più di 800 che stanno sfilando e che stanno raggiungendo un centro commerciale a sud della città, dove staranno fermi per alcune ore. Sono agricoltori che arrivano da tutta la provincia di Rovigo, ma anche da tutta la regione, perché è una manifestazione regionale. Chiedono dignità per il loro lavoro soprattutto, ma la cosa impressionante è davvero il numero così alto di trattori e quindi di aderenti alla manifestazione, che ormai da alcune ore sta bloccando in pratica la viabilità tutto intorno a Rovigo, e credo che sarà così ancora per alcune ore. Guardate, una fila infinita che vi mostra Cristian Roccaiende con le sue immagini, e adesso è difficile anche ovviamente riuscire a sentire qualcuno degli agricoltori, perché sono ormai ripartiti con il corteo, ma insomma sicuramente poi vi aggiorneremo più tardi su quello che sta accadendo. A te Daniela. Grazie davvero Federico, davvero tanti, l'avete visto, i trattori che si stanno spostando dal centro della città con una viabilità ovviamente paralizzata. Poi diciamo a Federico che se ha bisogno noi ovviamente torneremo a cedergli la linea. Ma vedo, perché parliamo ancora di questa protesta, vedo pronto il nostro Lucio Zanato che si trova a Recoaro. Lucio, buongiorno. Buongiorno, mi trovo a Recoaro perché qui c'è una manifestazione dedicata ai prodotti tipici del Veneto di CIA Veneto, della CIA, e siamo con il presidente di CIA Veneto, Gianmichele Passarini, e siamo qui proprio per chiedergli, a fronte di questa protesta che è arrivata a Rovigo dopo essere stata a Verona nella nostra regione, ma che punta ad arrivare a Roma, e pur non portando i trattori davanti a Montecitorio andare direttamente al governo, qual è invece la proposta da parte delle organizzazioni che rappresentano gli agricoltori proprio al governo e non solo? Beh, la proposta intanto parte da un presupposto. Noi comprendiamo che oggi questa mobilitazione di agricoltori sociale è ciò che avevamo previsto ancora mesi fa. Noi a ottobre abbiamo portato 3.000 persone in piazza a Roma, gridando le stesse istanze che oggi stanno gridando questo movimento, e abbiamo chiesto immediatamente un tavolo di concertazione perché c'era una tensione sociale che stava montando.
e non è legata solo a quelle che sono le ripercussioni che l'Europa ci dà in termini di impegni, ma è legata da un fronte interno di un valore che non viene riconosciuto, di agricoltori che si trovano la loro merce sempre spesso svalorizzata, con contrattazioni al ribasso, addirittura al di sotto del costo di produzione. E allora cosa volete fare? Portare la grande distribuzione, portare l'agroindustria a un tavolo e trovare una trattativa per un prezzo più alto per voi produttori? Beh, pensiamo che noi l'avevamo già fatto addirittura partendo dal grano duro, e in tutta risposta abbiamo ottenuto un abbandono sistematico della CUN, che è una commissione sperimentale, come atto di ritorsione, perché chiedevamo che all'interno del sistema nazionale fosse messo un registro per quanto riguarda le importazioni, per quanto riguarda la conoscenza delle scorte, per capire se effettivamente tutto ciò che oggi sta entrando dall'estero è necessario oppure è un lenzuolo che copre un sistema che invece utilizza il Made in Italy, quindi i nostri prodotti territoriali, per fare valorizzare ciò che viene da fuori, per poi svalorizzare i prodotti nostri. Quindi vedete, CIA Agricoltori Italiani già da tempo diceva questo, quindi noi siamo sicuramente solidali con chi scende in piazza, ma viva Dio, finalmente, perché noi lo abbiamo detto già da tanto tempo. Poi il vero pericolo è che poi, come è capitato la prima volta con i forconi, questa protesta o non sfoci in nulla, oppure qualche parte politica ci mette il cappello, secondo voi? Io non sto a pensare a quelli che sono in retroscena, io faccio il mio da presidente di un'organizzazione importante, uno dei 3 sindacati d'Italia, al quale ha sempre avuto a cuore quello che è il valore all'interno del portafoglio dei nostri agricoltori. Cosa farà la politica? Credo che sarà un problema della politica. Certo è che oggi qualcosa va fatto, e quindi quello che noi dicevamo ad ottobre, quando abbiamo consigliato il ministro di convocare immediatamente il tavolo di concertazione con tutte le parti sociali, ma probabilmente il ministro era in altre faccende affaccendato, oggi si sta ritorcendo in quella che è una mobilitazione che porta all'estremo quello che è un disagio che è latente all'interno dei nostri agricoltori. E allora come andrà a finire secondo lei? Io credo che se un governo vuole essere attento alle istanze degli agricoltori, deve convocare le parti sociali, coloro che da tempo continuano a dire che ci sono questioni che non vanno, e bisogna lavorare su 2 fronti. Il primo fronte interno, l'ho detto, un riequilibrio del valore all'interno della filiera. Se noi avessimo redditività probabilmente impatteremo meno anche con le necessità di green e di Europa. E poi c'è un fronte europeo. Questa politica europea totalmente spostata su un green ideologico non va bene, perché è stato un on-off, cioè si è partiti con una impostazione ma non si è fatto i conti per casa di quello che voleva dire su quello che era il sistema economico dei nostri agricoltori. Quindi rimettere in discussione quella che è anche la politica agricola comunitaria e provare tutti insieme ad arrivare a questi obiettivi green, questi obiettivi del 2030, ma con gli agricoltori, non senza gli agricoltori, attraverso uno stress economico che stanno subendo in questi anni. Grazie Presidente, a te Daniela. Grazie davvero a Lucio Zanato, grazie anche al suo ospite. Torniamo a parlare ancora di cronaca, lo facciamo a Vicenza, dove parliamo di furti. Lo vedo già pronto sul nostro schermo il nostro Daniele Garbin. Daniele, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Sì, infatti Vicenza torna a essere proprio della cronaca proprio per RAI di furti che ci sono sviluppati e che sono così verificati nell'ultima settimana e anche nel fine settimana. Confermo, c'è stato l'ennesimo episodio, siamo nel quartiere San Bortolo, in via della Polveriera, una coppia durante la notte ha subito il furto, era uscita verso le 21 e i ladri si sono introdotti, anche secondo le testimonianze dei vicini, hanno narcotizzato la cagnolina e hanno messo a soqquadro l'appartamento, derubando i gioielli contenuti. La denuncia ai carabinieri, ma è l'ennesimo solo episodio negli ultimi settimane e si sono ripetuti anche in altre zone. Questa è via Bedeschi, con me uno dei residenti, Umberto Cuomo. Salve, buongiorno, piacere. E con me anche il capogruppo al Consiglio Comunale dei Fratelli d'Italia. Buongiorno a tutti, grazie. Ecco, sono qui proprio per parlare e testimoniare quello che sta succedendo in questo quartiere. In questo caso gli episodi simili sono verificati, soprattutto anche il signor Cuomo ha avuto dei cani narcotizzati e soprattutto numerosi episodi nell'ultimo periodo. Sì, assolutamente. Abbiamo avuto 6 tentativi di furto, e cani addormentati, e danni. E ogni volta non si sa mai chi ringraziare, perché riescono a scappare, riescono in qualche maniera a sopperire a tutto quello che è questa situazione che abbiamo qui a Vicenza. Purtroppo nell'ultimo anno, devo dire, c'è stata veramente una scalata ai vertici in maniera
importante per quanto riguarda la sicurezza a Vicenza, per cui questo è molto grave per noi. Ecco, soprattutto la costringe anche a sistemi di protezione da solo, insomma lei è anche nelle possibilità, però ricordiamo che ha provato sia con cani, sia con telecamere, vigilanza privata. Sì, no, io per assurdo sono arrivato a farmi fare 2 impianti d'antifurto da 2 aziende diverse in maniera di non avere mai il dubbio che qualcosa non funzionasse, e quando mi sposto, perché lavoro anche su Roma, e praticamente quando sono fuori città chiamo la sicurezza e metto una volante fuori dalla porta di casa, cioè dal mio cancello, e li faccio stare lì tutta la notte, però chiaramente questo è un costo importante. Io fortunatamente me lo posso permettere, ma non è neanche giusto, però mi metto anche nei panni di chi non se lo può permettere, e questo è molto grave, per cui io penso che bisogna aiutare soprattutto quelle persone e far sentire il cittadino in sicurezza, perché è inutile continuare ad andare a raccogliere quando è il momento e poi quando è ora di dare i risultati sono questi, pessimi. Per cui... Questa è la rabbia di uno dei residenti in quartiere, se ricordiamo siamo in San Bortolo, ma siamo proprio anche in altre zone di Vicenza, sta succedendo questo. Ricordiamo che il capogruppo con me sta facendo proprio un dossier di raccolta delle testimonianze di quello che sta accadendo un po', quindi non si può parlare di una zona, di un fatto isolato, è proprio un fenomeno crescente a cui va messo comunque un freno. Sì, sono decine e decine i quartieri che ci stanno contattando perché la situazione sta diventando insostenibile in ogni quartiere della città, in ogni luogo. Queste cose sono inammissibili a nostro avviso nel 2024, che residenti e commercianti sono costretti alla vigilanza privata costantemente H24. Ecco, questo non è ammissibile. Stiamo raccogliendo una serie di istanze, stiamo riunendo comitati proprio di quartieri per cercare di unire il vicinato, unire i cittadini proprio per dare quelle risposte che non arrivano dalla Giunta, che abbiamo avvisato in questi mesi più volte di stare attenti, di non sottovalutare il sistema criminale che si sta aumentando giorno dopo giorno in città. Sì, ricordiamo che il consigliere era delegato alla sicurezza nella passata amministrazione, quindi ne parla con cognizione di causa sulla base anche dell'esperienza che avete fatto. Cosa chiedete proprio espressamente al sindaco e all'amministrazione attuale? Serve una persona che si dedichi costantemente e quotidianamente, come era in passato, sul tema sicurezza, e vanno aggiornati, ammodernati tutte quelle forme di contrasto e di prevenzione per aiutare i cittadini. Ecco Daniela, io al momento, se non hai domande, ti restituirei la linea allo studio. Grazie davvero a Daniele Garbin, grazie per questo contributo. Poi torneremo ovviamente a parlare ancora di furti, parleremo di ronde proprio con i nostri ospiti, con il sindaco di Spresiano e il sindaco di Conegliano per fare un po' il punto della situazione. Ed ora andiamo nel Trevigiano, esattamente a Montebelluna, perché c'è stato un infortunio sul lavoro poco dopo le 7:30 in una fonderia. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei tecnici dello Spisal, un operaio è rimasto ustionato ad una mano immediatamente l'allarme lanciato dagli stessi colleghi alla centrale di Treviso Emergenza. Sul posto, oltre a un'ambulanza, è stato inviato anche l'eli soccorso. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, l'operaio è stato trasportato all'ospedale di Treviso in codice di media gravità. Invece torniamo a parlare della gravissima tragedia avvenuta a Verona. Una bambina nata prematura è morta e dopo il parto è espirata anche la mamma. Federica Ghirelli, 37 anni, ingegnera biomedica di Villa Bartolomea. Si sospetta un'infezione batterica, ovviamente ci sono indagini in corso. Si aspettano i risultati dell'autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni per chiarire le cause della tragica fine di Federica Ghirelli, la mamma 37enne di Villa Bartolomea, spirata dopo il parto della piccola Emma, prematura all'8° mese, nata già morta. Prima la filoletta, poi la madre, a separarle poco meno di 24 ore e pensare che quella gravidanza sembrava trascorrere nel migliore dei modi. Tutto inizia con quella che sembra una normale influenza seguita da dissenteria, ma i sintomi si fanno sempre più gravi, per questo la donna viene trasportata all'ospedale di Legnago. È qui che i medici rilevano subito un'emorragia e quindi decidono di procedere con un cesareo d'urgenza. Emma, questo è il nome che mamma e papà avevano già scelto, nasce senza vita. Poi la corsa disperata a Borgo Trento, dove la 37enne viene ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Gli organi interni sono compromessi, giovedì il decesso. L'ipotesi più probabile è quella di un'infezione batterica, ma servirà
seguirà l'autopsia per capire cosa abbia potuto innescare una tragedia così grande. Federica Ghirelli lascia un figlio di appena 4 anni e un marito, Elia Oliviero, originario del Padovano, come lei ingegnere biomedico. La donna lavorava per un'azienda di Badia Polesine. Sono in tanti in queste ore a non darsi pace. Tutti sapevano che Federica attendeva quella bimba con gioia. A Villa Bartolomea è il momento del dolore. Ed ora andiamo a Padova. Denunceranno oggi in questura il pestaggio i ragazzi del collettivo Catai dopo il racconto divulgato sui social del pestaggio da parte di un gruppo di neofascisti. Sporgerà denuncia oggi in questura uno dei 3 ragazzi del collettivo Catai ferito nella notte tra giovedì e venerdì in via Barbarigo in pieno centro a Padova. I 3 giovanissimi hanno raccontato di essere stati accerchiati e pestati brutalmente da una decina di militanti neofascisti che avevano appena attaccato abusivamente delle locandine dedicate alla giornata del ricordo dei martiri delle foibe che si svolge ogni anno il 10 febbraio. Uno dei ragazzi picchiati ha riportato un trauma cranico, gli altri vistose contusioni al volto, come testimoniano le foto, tanto che sono ricorse le cure del pronto soccorso. Episodi come questi non sono nuovi a Padova e sono sempre più frequenti nel nostro paese. Questo è dovuto a un contesto politico e mediatico che ha completamente legittimato i nostalgici delle pratiche squadriste. Il gruppo di ragazzi del collettivo Catai stava passeggiando all'altezza del liceo Nievo in via Barbarigo quando si sono accorti dei manifesti appena attaccati. Mentre stavano guardando sono stati avvicinati e poi picchiati, presi a calci anche mentre erano a terra. Dopo questo episodio di violenza hanno deciso di mobilitarsi organizzando anche un corteo venerdì sera. Non possiamo permettere che si verifichino aggressioni e intimidazioni come quella di giovedì sera, né che qualcuno non si senta sicuro nelle strade della nostra città. Per questo invitiamo tutte e tutti a un corteo cittadino venerdì 9 febbraio con partenza alle 18 in piazza Garibaldi. E rimaniamo a Padova. Dopo le 7 denunce nei confronti dei giovanissimi protagonisti della violenta rissa in piazza De Gasperi a Padova, arrivano anche i DASPO da parte della questura. Dopo le denunce arrivano i DASPO per i fatti di violenza di piazza De Gasperi a Padova. 8 giovanissimi tra i 14 e i 15 anni che hanno partecipato alla violenta rissa del 20 gennaio hanno ricevuto da parte del questore Marco Dorisio il cosiddetto DASPO Willy, una misura che prevede il divieto di avvicinamento alle zone limitrofe a Piazzale Stazione e in piazza De Gasperi per 2 anni. Altri 8 ragazzi hanno ricevuto l'avviso orale, sempre da parte del questore. Lo scontro tra i 2 gruppi sarebbe nato per l'utilizzo del campo da basket e ha visto il coinvolgimento di almeno una ventina di giovanissimi, di cui alcuni muniti di spray urticante e tirapugni. 3 di questi hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente con 21, 8 e 3 giorni di prognosi. La violazione del DASPO è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e una multa che può arrivare a 24.000 euro. Ed ancora cronaca, dal Vicentino, escursionista scivola e si ferisce durante una passeggiata in montagna, a salvarlo il soccorso alpino. Schio, un escursionista sta camminando in compagnia su un sentiero che scende dal Monte Novegno quando perde l'equilibrio e cade da 5 metri d'altezza. L'uomo, un 59enne di Arcugnano, finisce sul sentiero sottostante, riportando una ferita alla testa. Lamenta forti dolori alla schiena, viene lanciato l'allarme. Una squadra del soccorso alpino raggiunge l'infortunato e dopo avergli prestato le prime cure lo trasporta in barella fino all'ambulanza che lo ha portato poi all'ospedale Sant'Orso. Ed ora il sondaggio che vi ripropongo in questo momento, l'abbiamo visto, la marcia dei trattori, l'abbiamo appena sentita anche dal nostro Federico Fusetti, partiti da Rovigo verso un centro commerciale, tantissimi trattori, si parla di 800, un'adesione massiccia da parte degli agricoltori. Dunque lo vedete nel nostro sondaggio, trattori in marcia su Roma, protesta giusta? Se volete rispondere sì, lo vedete in verde oppure il no in rosso, potete votare l'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata a Ring. Ora ci fermiamo, qualche minuto di pubblicità e torniamo con la cronaca. Siamo tornati nuovamente in studio con la nostra prima edizione ed ora torniamo a parlare di Fleximan.
Non solo però Fleximan e i pali degli autovelox, ora nel mirino dei vandali anche il Velobox, l'ultimo caso ad Albignasego nel fine settimana. Dopo i pali degli autovelox segati dalla mano di Fleximan, nel mirino dei vandali che lo emulano ci sono i Velobox, le cabine arancioni o blu posizionate a bordo strada che spesso contengono rilevatori di velocità e immortalano le targhe delle auto che superano i limiti. Sabato notte ad Albignasego è stato sradicato un Velobox, la scoperta domenica mattina in via Foscolo, una strada secondaria del comune della cintura urbana padovana. Il pezzo di plastica è stato recuperato dai carabinieri lungo il canale che costeggia la via. L'episodio è il terzo in Veneto dopo quello di Santo Stefano di Cadore nel Bellunese. In questo caso il vandalo è stato scoperto e quello di Adria nel Rodigino. La polizia locale di Albignasego sta cercando di risalire all'ora in cui il Velobox è stato danneggiato, ma questa volta l'ipotesi è che si tratti di un incidente. Forse un'auto o un mezzo pesante accidentalmente ha battuto la colonnina che è stata scaraventata nel fossato. Un po' in tutta Italia si stanno diffondendo questi episodi di Fleximan, là o le persone che abbattono con un flessibile gli autovelox, si firmano o vengono nominati cartelloman se come a Cappella Maggiore abbattono i cartelli stradali o dossoman se strappano dalla strada i rallentatori. Per lo sceriffo di Treviso Gentilini ha un solo giudizio e una sola soluzione. Cosa ne pensa di questo Fleximan che abbatte gli autovelox? È un personaggio che non dovrebbe esistere. È drastico lo sceriffo di Treviso Gentilini. Per lui il vandalo degli autovelox, come l'ha soprannominato, ha un solo futuro. Arrestarlo e di metterlo in galera e buttare via la chiave. Una posizione ferma da chi ha voluto fortemente gli autovelox sia sul PUT che in tangenziale a Treviso. Perché li ho sempre considerati un salvavita, perché bisogna percorrere le strade e vedere mi sembra di essere sui velodromi. E anche sul valore elevato delle multe Gentilini ha una sua filosofia. Perché ricordati che se vuoi un risultato devi toccarlo sul portafoglio e le multe sono un grande deterrente. E per chi, magari avvallando l'operato di Fleximan, pensa che le multe servano a fare cassa, da ex sindaco Gentilini ribatte. Se la gente corre normalmente, anche i comuni non fanno cassa. Ma se qualcuno viola le leggi, allora è giusto che ne guadagni anche il sindaco. Perché ricordati che il sindaco, oltre che responsabile della città, è responsabile di tutti i cittadini, perché è il padre di tutti i cittadini. Queste dunque le parole di Giancarlo Gentilini. Noi ora ci spostiamo a Padova per la cronaca sempre. Ha seminato il panico all'interno di un supermercato in via della Pace, poco lontano dalla stazione di Padova, lanciando alimenti che prendeva dagli scaffali contro il responsabile del punto vendita. I carabinieri sono intervenuti ed hanno arrestato un 32enne romeno senza fissa dimora per rapina e resistenza pubblico ufficiale. Poco prima l'uomo era stato sorpreso mentre cercava di uscire con un carrello pieno di prodotti del valore di 740 euro. Scoperto dal direttore del negozio, lo aveva aggredito con il lancio dei prodotti e poi lo aveva ingaggiato in una colluttazione con i carabinieri che alla fine lo hanno immobilizzato utilizzando il taser. Ed ora invece nel Bassanese, narghilè al bar, scatta il controllo della finanza, trovata anche droga, siamo a Tiene. Bar con narghilè incluso e qualche dose di cocaina, per non parlare del clandestino. Lo hanno scoperto gli uomini della finanza che nei giorni scorsi hanno effettuato un controllo in un bar di Tiene. Il locale, gestito da 2 cittadini marocchini, offriva ai clienti la possibilità di utilizzare un narghilè, una pipa ad acqua con la quale si può fumare il tabacco. Peccato che l'esercizio fosse sprovvisto della necessaria autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la vendita del prodotto da fumare nel narghilè. Per il titolare è quindi scattata una denuncia per reato di vendita di tabacchi senza autorizzazione e sono pure stati sequestrati 10 kg di trinciato per la pipa ad acqua.
Durante il controllo, effettuato in collaborazione con le unità cinofile di Vicenza, è stato trovato anche un tunisino in possesso di alcune dosi di cocaina. L'uomo era irregolarmente presente in Italia ed è stato perciò denunciato alla Procura Berica. E continuiamo sempre con la cronaca. Numerosi interventi della polizia nel fine settimana contro lo spaccio di droga. Arrestato a Padova anche un 58enne incensurato che consegnava le dosi a domicilio. I poliziotti della questura di Padova hanno arrestato 5 persone per spaccio, sequestrando in tutto mezzo chilo di droga tra cocaina, hashish e marijuana, oltre a 1.500 euro. Tra gli arrestati un uomo di 58 anni, incensurato, che consegnava lo stupefacente direttamente a domicilio. Denunciato anche un minorenne. Gli interventi in città, ma anche nella cintura urbana, dopo le segnalazioni di alcuni residenti. Un 26enne senegalese regolare è stato sorpreso a spacciare in via Tommaseo. I poliziotti l'hanno visto avvicinare dei giovani e l'hanno controllato, trovandogli addosso 50 grammi di hashish. Un altro straniero che ha richiesto protezione internazionale, tunisino di 21 anni, con marijuana e hashish, è stato invece fermato dai poliziotti nei pressi di Porta Santa Croce. In Prato della Valle, all'interno dell'isola Memmia, è stato arrestato un 31enne tunisino richiedente protezione internazionale che ha cercato di sfuggire al controllo. I poliziotti della squadra mobile hanno poi effettuato altri interventi nei confronti di altri giovani pusher in piazza Azzurri d'Italia, in stazione e in via Orolo, dove è stato denunciato e trasferito in una comunità un 17enne che aveva in tasca 24 dosi di cocaina e oltre 1.000 euro. Fra i 5 arrestati, infine, un 40enne di Sant'Andrea di Campodarsego che aveva 12 grammi di cocaina e un 58enne incensurato di Cartura che aveva consegnato una dose di cocaina a domicilio ad Albignasego. Nella sua abitazione, nascosti in cantina, in un frigorifero non più funzionante, 74 grammi di cocaina con annesso bilancino di precisione. Insospettiti da un giovane che stava parlando al citofono della casa di un'anziana, 2 passanti sventano l'ennesimo raggiro, sempre a Padova. Hanno notato un ragazzo intento a parlare a lungo al citofono dell'abitazione di un'anziana in via Foscolo a Padova. 2 passanti insospettiti per questa scena hanno allertato subito i carabinieri, permettendo così di evitare l'ennesima truffa. I militari hanno identificato un 20enne napoletano. Il ragazzo voleva entrare nell'abitazione dell'anziana. La donna, quando si sono presentati i carabinieri, era già pronta a consegnare soldi e gioielli per un valore di 10.000 euro che erano stati chiesti dal truffatore come pagamento della cauzione necessaria alla liberazione di un familiare coinvolto in un incidente. Il 20enne si era finto carabiniere per ritirarli, ma fortunatamente alla porta dell'anziana sono arrivati in tempo i carabinieri veri. La donna è stata accompagnata in caserma per la denuncia e il 20enne napoletano è stato invece arrestato. E torniamo a parlare di aggressione ai danni delle donne. C'è stato un intervento sempre nel Padovano, esattamente a Vigonza, l'intervento per un codice rosso in un bar dove un uomo ha picchiato la compagna. Ha aggredito la moglie con calci e pugni alla testa all'interno di un bar davanti ai gestori e ai clienti. I carabinieri sono intervenuti in un locale di Vigonza e hanno arrestato per maltrattamenti un 36enne romeno. L'uomo, dopo aver colpito con violenza la moglie, l'ha lasciata a terra ferita ed è tornato a bere, mentre le persone all'interno del bar hanno allertato i soccorsi. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato l'ambulanza che stava prestando le prime cure alla donna ferita, mentre l'uomo era intento a bere. Ai militari ha detto che la donna era caduta a terra da sola, ma le telecamere del locale avevano ripreso il pestaggio. Il 36enne romeno era già stato denunciato per maltrattamenti e aveva precedenti per reati contro la persona. È stato subito portato in carcere. Ed ora invece ci spostiamo ad Abano Terme, dove lo vedo già sul nostro schermo il sindaco di Abano, Federico Barbierato. Buongiorno. Buongiorno a tutti e buongiorno agli ascoltatori. Possiamo dire, insomma, questa stagione è stata una stagione positiva sul fronte dei turisti per quanto riguarda le terme. Insomma, abbiamo sentito in tanti momenti proprio un tutto esaurito negli alberghi. Sì, siamo contenti. Abbiamo fatto anche un'ultima parte dell'anno, novembre e dicembre in particolare, migliore anche dell'anno scorso e alla pari con l'anno record del 2019. Quindi aumentati sicuramente i turisti italiani, ritornati turisti stranieri dopo il Covid, in particolare quelli di lingua tedesca.
in complesso diciamo un'annata molto soddisfacente che ha raggiunto anche dei picchi naturalmente durante le feste di Natale, ma che si è mantenuta anche nei momenti di tradizionale bassa stagione molto molto effervescente, quindi questo per noi è un buon segnale che ci fa pensare che abbiamo recuperato molto bene i livelli pre-Covid, ci stiamo avvicinando ormai a quei livelli lì. Quest'anno credo che chiuderemo poco meno di 2 milioni di presenze, quindi diciamo che possiamo essere soddisfatti anche dell'impegno dei nostri operatori commerciali, albergatori, aziende che hanno investito molto nell'attività e che naturalmente stanno al passo coi tempi, stanno sul mercato molto bene, hanno anche prezzi diciamo anche al di sotto di alcune località di prestigio, quindi a mio avviso è un buon viatico e crediamo che il 2024 possa rafforzare questa ripresa. Ecco, vi aspettavate proprio un rientro così massiccio di turisti anche stranieri? Ce lo aspettavamo perché soprattutto i stranieri di lingua tedesca, svizzeri, francesi o i russi no, perché erano diventati il terzo mercato, ma tutti gli altri ci aspettavamo un ritorno, per fortuna c'è stato, sta riprendendo gradualmente, quindi nonostante un po' anche la crisi del mercato tedesco, perché non dimentichiamo che in Germania c'è una recessione, quindi questo si ripercuote anche su tutte le attività e quindi anche sul turismo tedesco, però nonostante questo l'annata e quello che vediamo come primi germogli di quest'anno promette bene, le nostre cure sono molto apprezzate, il nostro benessere che si raggiunge nel nostro territorio, nei nostri colli, nelle 200 piscine che abbiamo in tutto il territorio, fa sì che il tema salute sia diventato centrale nelle scelte di acquisto e nelle scelte che fanno i turisti, sia italiani che stranieri, quindi diciamo che siamo sulla buona strada, ecco. Ecco, noi abbiamo parlato di turisti stranieri, sindaco, però come diceva lei anche tanti italiani sono venute e anche tanti veneti che vengono ad Abano proprio per le cure, anche per passare insomma un weekend diverso. Noi oggi abbiamo un 62% di turismo italiano che è incrementato dal Covid in poi, sicuramente turismo che arriva un po' da tutta Italia, in particolare Emilia, Lombardia, Trentino e Veneto naturalmente, Friuli, quindi è un turismo delle 2 ore, 3 ore di macchina che mantiene un grande apprezzamento sul tema della nostra acqua termale, sul brevetto europeo che abbiamo unico in Europa e quindi questo ci consente di essere privilegiati nella scelta di acquisto. È un tema sul quale stiamo ragionando perché molti turisti italiani poi anche condizionano nel bene o nel male tutto quello che si fa nell'indotto, però è anche vero che col turismo straniero siamo impegnati a trovare un nuovo slancio proprio per recuperare quelle quote di mercato che si erano perse nel corso del Covid. Tenete presente che nel nostro territorio il mercato russo era diventato il terzo mercato straniero, quindi è un mercato che ora è molto ridotto, ma che è stato compensato anche dall'arrivo invece del turismo di lingua tedesca, francese, svizzera, austriaca, insomma è un turismo comunque che vede nel nostro territorio, nel nostro Terme, un marchio di qualità. Ecco, una domanda che si fanno anche molte persone e dicono: ci sono tanti che vengono per il weekend oppure invece è ricominciato proprio È un trend che da ormai una decina d'anni si sta imponendo e naturalmente vacanze ripetute nel tempo ma più brevi. Questo non solo qui ma un po' dappertutto. Noi dobbiamo farci trovare preparati, questo ci dà la possibilità di farci conoscere a più persone e noi vorremmo adesso puntare molto sugli effetti benefici in termini curativi ma anche preventivi per gli sportivi, per esempio del nostro fango termale che ha delle proprietà uniche che consente anche il recupero di infiammazioni in maniera naturale e anche più veloce e che è molto apprezzato anche dagli sportivi, questo dobbiamo dirlo, che ci consentono quindi di avere un target di clientela nuovo
che ha delle sue caratteristiche particolari, ma che amplia un pochino il ventaglio delle possibilità che ci sono nel nostro territorio, perché poi i nostri colli consentono ai ciclisti, a chi fa sport, di cimentarsi anche con un territorio bello nel suo insieme e quindi completare un'esperienza turistica anche visitando colli, provare la nostra enogastronomia che è di assoluta qualità, e quindi tutto questo aumenta il ciclo delle emozioni del turista che viene nel nostro territorio. Ecco, lei, Sindaco, prima diceva, insomma, oltre a tutto questo, che si apre, insomma, questa finestra al mondo sportivo. Sì, ci sono molti sportivi che cominciano a venire qui sia per rilassarsi dopo le loro performance, ma anche per trovare sollievo da alcuni aspetti legati alle infiammazioni articolari, perché insomma sappiamo che è una tematica molto presente in tutti gli sportivi, quindi dobbiamo aumentare la nostra capacità di far conoscere questi effetti benefici che sono non tradizionali, che non sono molto conosciuti, ma che sono poi di assoluto efficacia proprio per gli sportivi. Non è escluso anche che per esempio i ciclisti, chi fa sport legati al running, chi fa sport dove l'acqua e naturalmente i nuotatori possono apprezzare la nostra proposta, perché qui sono presenti entrambe le cose, quindi vi dicevo prima oltre 200 piscine, ma anche dei colli che sono sfidanti per chi vuole allenarsi, per chi vuole come dire, cimentarsi anche in colline molto belle anche da vedere e anche impegnative, perché no, per chi ha necessità di elevare il grado della sua prestazione sportiva. Ecco, Sindaco, avete in mente iniziative e progetti ormai per il prossimo futuro come amministrazione? Sì, noi siamo impegnati dalla metà dell'anno scorso anche in promozione nazionale della nostra destinazione, quindi il far conoscere i benefici alle nostre acque, i benefici ai nostri fanghi termali. Abbiamo anche un progetto con l'università che presenteremo rispetto anche alla cura di patologie non conosciute e che possono beneficiare delle caratteristiche della nostra acqua e del fango termale. Abbiamo una programmazione di eventi che in particolare quest'anno avrà delle novità, una delle quali un grande evento in autunno, dove insieme a tutta la destinazione Terme Colli cercheremo di mostrare le principali caratteristiche del nostro territorio, anche promuovendolo in maniera nazionale, quindi ad un pubblico sempre più vasto. Sindaco, io la ringrazio. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Grazie, buon lavoro a lei, grazie Sindaco. Noi torniamo invece a Venezia, perché il ministro Carlo Nordio è andato a Venezia per incontrare gli avvocati del Triveneto per snellire la macchina della giustizia e ha fatto loro una richiesta. Stilare una lista dei reati che si vorrebbe venissero depenalizzati in illeciti amministrativi per non intasare la macchina della giustizia. La richiesta da Venezia del ministro della giustizia Nordio agli avvocati triveneti. Perché questo è un mantra che si ripete, cioè siamo in un regime di panpenalizzazione, bisogna depenalizzare, benissimo, diteci quali siano secondo voi i reati da declassare, perché quando ci abbiamo provato noi, io ci ho provato 20 anni fa quando presiedevo la commissione per la riforma del codice penale, come tocchi un reato bagatellare qualcuno si solleva. Così il ministro dà rialto evidenziando come esempio proprio la peculiarità del luogo, visto il mercato del pesce a 2 passi dal tribunale. Ho persino sollevato il problema che qui sotto si finiva in tribunale per la vendita di sogliole sottodimensionate e però qualcuno ha cominciato a dire che anche quello è una cosa importante perché è una specie di truffa commerciale. E allora
mi facciano un elenco e poi lo prenderemo in considerazione. Quindi, ad una settimana dall'inaugurazione dell'anno giudiziario, la risposta allo sfogo del presidente della Corte d'Appello di Venezia sulla mancanza di risorse. Guardi, le risorse, ne abbiamo proprio adesso parlato proprio col presidente Citerio a margine. Se tu non fai l'analisi comparativa tra il budget che hai e il target che ti proponi, alla fine mandi in Russia i soldati con le scarpe di cartone, perché dici ai giudici, a cominciare, fate con quello che avete e arrangiatevi, e questo non è ragionevole, ma anche su questo cerchiamo di lavorare. Utilizzare le caserme dismesse per contrastare e alleviare il sovraffollamento carcerario, dando lavoro agli stessi detenuti per il riattamento, così sempre il ministro Nordio. Tutto questo si può fare in tempi ragionevolmente brevi, con un comodato gratuito che ci venga dato dal Ministero della Difesa. Infine, la risposta alla richiesta del sindaco Brugnaro, con cui da anni chiede vengano dati maggiori poteri penali per il giudice di pace di Venezia. Questi sono argomenti estremamente complessi. Quando si tocca il diritto penale si cammina sul ghiaccio sottile. Molto più importante sarebbe rivedere, come è stato detto anche oggi, una depenalizzazione che declassi al rango di illeciti amministrativi quelli che sono i reati bagatellari. Ed ora invece ci spostiamo nel Trevigiano. Ad un mese dal via ai saldi, gli acquisti non decollano, le previsioni di Ascom non sono state confermate, ma l'associazione di categoria nota una nuova tendenza del mercato. Cittadini e turisti prediligono l'acquisto di esperienze anziché di beni materiali. C'erano delle aspettative che, devo essere sincero, da quello che dicono i dati, erano maggiori, cioè migliori rispetto ai risultati ottenuti. Ad un mese dall'avvio i saldi 2024 non decollano, a dirlo il presidente di Ascom, un fenomeno che l'associazione di categoria fa fatica a spiegarsi. Una contrazione di spesa pensavamo portasse ad un maggior acquisto proprio nella fase in cui questa spesa diventa più conveniente, cioè durante i saldi. Questo non è avvenuto. Un tema, quello dei saldi, che riguarda in primis la disponibilità economica delle persone e delle famiglie e che quindi tiene conto delle difficoltà economiche legate all'inflazione che ancora si fa sentire alla fine del mese, ma anche, fa sapere Ascom, alla diversificazione della spesa. In questo momento l'acquisto e quindi la proprietà e il possesso delle cose sta lasciando il posto all'esperienza. Una tendenza in corso, e a dimostrarlo sono soprattutto i numeri del commercio e del turismo della montagna. Per il divertimento e le esperienze si spende, spiega Capraro, motivo per cui una città come Treviso deve cominciare ad adeguarsi alle nuove esigenze e ai nuovi bisogni delle persone. Modellare dunque i negozi e i locali della città alle richieste dei turisti e dei giovani, nuovi consumatori sul mercato, anche cambiando gli orari e i giorni di apertura e di chiusura. I turisti vivono la città in determinati momenti dell'anno e anche in determinate fasce orarie dell'anno, quindi vuol dire cambiare anche delle abitudini che cambiano in funzione di una clientela che è diversa. Parliamo ora invece di smog. Torna l'allerta anche nella Marca, un impatto elevato delle polveri sottili sulla salute, non solo a livello respiratorio ma anche neurologico. A confermarlo è il primario di pneumologia a Vittorio Veneto, il dottor Paolo Lucernoni. Abbiamo visto che non è solo la salute respiratoria che ne viene compromessa, ma per esempio ci sono dei dati epidemiologici che correlano l'aumento dell'inquinamento con l'aumento delle malattie neurodegenerative, malattie che fino a pochi decenni fa quasi non vedevamo e che ora sono diventate invece purtroppo abbastanza frequenti. Parlano chiaro gli studi epidemiologici: la salute delle persone affette da malattie respiratorie peggiora con l'esposizione all'inquinamento atmosferico. Non esistono ad oggi se non correlazioni statistico-epidemiologiche o rilevazioni empiriche sull'aumento esponenziale dei casi di asma tra i bambini. Dopo 10 giorni di sforamenti consecutivi a Treviso è allerta rossa. Sono già in vigore i provvedimenti di limitazione al traffico, ma sull'opportunità di limitare gli spazi aperti durante la ricreazione ai ragazzi, il primario dell'unità operativa di pneumologia dell'ospedale di Vittorio Veneto, il dottor Paolo Lucernoni, si dice contrario. A parte eventi acutissimi di questo tipo, io non sono favorevole a questo tipo di provvedimenti, che temo che siano addirittura controproducenti. Non dimentichiamo, tra l'altro,
il problema dell'inquinamento indoor, cioè dell'inquinamento dell'area, dei microambienti confinati, che certe volte è anch'esso fonte di problemi seri. Serve un piano nazionale. Il vice sindaco con delega all'ambiente Alessandro Manera torna ad insistere sulla necessità di intervenire sul parco caldaie. Continuiamo ad andare a toccare le auto, che però naturalmente si stanno evolvendo verso degli Euro 6 diesel, quindi rischieremo di fare proporzionalmente delle restrizioni su auto che non ci sono più o che vanno a colpire fasce di popolazione molto debole, gli anziani che magari la usano anche pochissimo, quindi inizia a diventare un po' un assurdo. Forse un piano importante obbligando il cambio di caldaie in generale, soprattutto quelle a combustibili pesanti, dal punto di vista del nostro paese sarebbe una cosa importante. Negli ultimi anni per abbattere CO2 il Comune ha aumentato del 20% il verde pubblico, interventi comunque che sono stati tassati al 22%. Saranno solo di IVA 800.000 euro, quindi sono 4 milioni e 2, cioè uno fa i conti. Cioè, se noi avessimo da dire, bene, portiamo l'IVA al 5 e quella differenza la usi per mettere ancora più piante, questo per noi è importante. Ed ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, dovremo collegarci probabilmente fra qualche minuto con il nostro Federico Fusetti che si trova a Rovigo, dove, lo ricordiamo, c'è la marcia dei trattori che si è spostata dal centro della città, quindi sentiremo fra poco il nostro Federico dove sono arrivati. Io vi presento subito invece l'ospite che ci ha raggiunto qua in studio, Marco Della Petra, sindaco di Spresiano. Intanto buongiorno. Buongiorno a te e buongiorno a tutti i telespettatori. Fra pochi minuti poi si collegherà con noi anche Fabio Chies, sindaco di Conegliano. Ora non so se la regia ha già il collegamento con il nostro Federico, altrimenti noi parliamo di baby gang, parliamo di furti, anzi prima di furti perché un po' l'argomento principe di questa nostra prima edizione. Sindaco, furti che ormai sappiamo purtroppo è un fenomeno, una piaga un po' in tutta Italia, non di certo solo nella Marca. Cittadini che sono esasperati. A Breda abbiamo visto che se li sono praticamente trovati quasi in casa grazie proprio alla proprietaria che ha acceso le luci, che si è messa a gridare, loro sono scappati, però insomma c'è un po' l'esasperazione, dicono i cittadini, insomma si potrebbe fare una passeggiata, noi le abbiamo chiamate ronde, però insomma non hanno parlato di ronde, ma però una passeggiata tra vicini per cercare insomma di arginare questo fenomeno, anche se prima in collegamento avevamo Cristian Demma che invece è di furti in corso, che dice insomma ronde no, perché non sapete mai cosa può accadere se poi vi trovate di fronte a queste persone. Un fenomeno, sindaco, che effettivamente sta esasperando i cittadini. Sì, sicuramente il fatto che non ci sia nemmeno più la paura di trovarsi qualcuno in casa, no? E che quindi il reato venga commesso in assenza dei proprietari della casa sicuramente induce ad avere ancora più timore, più paura, e questa cosa qua manda sicuramente un segnale di preoccupazione in più, un ulteriore segnale di preoccupazione. Ora io non so quale possa essere la soluzione chiaramente, io sono sempre l'idea che si debba ricorrere alle forze dell'ordine e di fare una chiamata in più rispetto a una chiamata in meno se si vede qualcosa che non va, perché ecco, sicuramente ci saranno anche degli episodi estemporanei e quindi magari qualcuno che decide di compiere il furto o di entrare in una casa nel momento contingente, diciamo, ma credo che il più delle volte ci sia un piano, chiamiamolo così, dietro, per cui ecco, magari qualche appostamento piuttosto che qualche figura che non si è soliti vedere nel quartiere o attorno ad alcune abitazioni, credo che possa essere già un segnale d'allarme. È chiaro che il cittadino, essendo esasperato, le pensa tutte. È vero che, quanto è stato detto, che poi dopo non ci si trovi davanti a magari a un'arma o a qualcosa e insomma la situazione trascenda, ecco. Ho visto collegato con noi il sindaco di Conegliano, Fabio Chies. Sindaco, buongiorno.
Buongiorno a lei, un caro saluto a Marco. Ciao Marco. Ciao caro, tutto bene? Sì, assolutamente. Dunque, sindaco... Dobbiamo farlo andare bene. Sì, guai se un sindaco dice che non va bene, poi dopo è molto più pericoloso, no? Che lo dica. Esatto, bene. esatto. Dunque, sindaco, si parla di furti, abbiamo parlato con il sindaco della Pietra di furti, purtroppo abbiamo visto tanti nell'ultimo periodo, a tutte le ore, abbiamo visto insomma anche a Mogliano la mattina alle 10, il pomeriggio alle 3 o la sera, e, insomma malviventi che, come si diceva, non sono intimoriti nemmeno dalla presenza dei proprietari, e torna questa parola, le ronde. Insomma, qualche cittadino diceva, insomma, bisognerebbe fare tra vicini una passeggiata. Sindaco, lei che cosa pensa di questo? Beh, guardi, noi abbiamo attivato sul territorio, ma come molti altri amici sindaci, il controllo di vicinato in alcuni quartieri, e vedo che funziona. Cioè il fatto di notare delle cose che escono dalla quotidianità, o come diceva Marco prima, delle macchine o delle targhe da segnalare alle forze dell'ordine è importante. Noi a Conegliano abbiamo la fortuna di avere il comando dei carabinieri, il commissariato di polizia, i vigili del fuoco, ci sono la Guardia di Finanza, per cui diciamo il controllo sul territorio c'è, però devo dire che non possiamo pretendere che le forze dell'ordine siano dappertutto. Abbiamo incrementato in maniera importante le telecamere e abbiamo visto che questo funziona, perché siamo riusciti a risolvere molti casi sia di furti nelle case, ma anche un caso eclatante come è stato quello dell'omicidio della signora, che poi si è rivelato un femminicidio, ma diciamo che è stato fatto anche grazie alle telecamere dell'amministrazione comunale. Penso che questa sia la direzione, fidarsi delle forze dell'ordine, fare un controllo del vicinato importante e poi cercare di riavere un rapporto tra le famiglie e la scuola, perché l'educazione è fondamentale. L'educazione è fondamentale soprattutto quando parliamo di baby gang, vediamo che il patto tra le scuole e le famiglie deve esserci, perché l'educazione deve nascere nelle famiglie e crescere attraverso il mondo scolastico, per poi riuscire ad evitare questo fenomeno che purtroppo sul territorio per molto tempo è stato e anche tutt'oggi è una cosa assolutamente grave. Ecco, sindaco, poi parleremo anche di questo. Io ho visto sullo schermo, ecco qua, il nostro Federico Fusetti che è a Rovigo. Federico, buongiorno. Sì Daniela, eccoci qua, buongiorno di nuovo a te ai telespettatori. Siamo adesso a sud di Rovigo, un'area di un centro commerciale dove hanno trovato posto centinaia di trattori che stanno arrivando, che parcheggiano qui e che rimarranno qui fino alle 17 circa. Adesso si parla di circa 800 trattori, immagino che questa sia diventata un po' la manifestazione più importante a livello nazionale oggi, una protesta, quella degli agricoltori, che è davvero molto sentita perché tocca direttamente il reddito di tante famiglie. Come dicevo, circa 800 i trattori in arrivo, molti sono già qui e hanno attraversato il centro di Rovigo, l'abbiamo visto nel primo collegamento, un po' paralizzando il traffico in città. Adesso si stanno spostando qui a sud. Proviamo a sentire magari la voce di qualcuno di loro. Possiamo chiedervi da dove venite? Sì, io da Lendinara. Preoccupato? Parecchio. Che impresa ha lei? Agricoltura ovviamente. Ma cosa produce? Cereali, grano duro, tenero e soia. Non riesce più a fare reddito? No, i costi di produzione sono eccessivamente alti e i prezzi calano in continuazione, al contrario di tutto il resto, quindi non ce la facciamo più. Non ce la facciamo più e siamo poco assistiti, nessuno ci segue. Le nostre associazioni cercano sempre di evitare il discorso per non fare praticamente quasi niente. Poi le decisioni importanti sono da prendere a livello politico, questo è indubbio, però un po' di confusione magari smuove le sensibilità di qualcuno. Oggi siete davvero tanti, sì. È anche il segno insomma che siete arrivati quasi al limite. Certo, sì, siamo alla fine ormai. Se arrivano delle nuove norme restrittive siamo finiti. Vi fermerete o no? Finché non vi ascoltano andrete avanti? Domani credo ci sia una manifestazione a Roma, se ci lasciano entrare, perché a Roma è un po' difficile, però un po' tutta Europa. Si sta muovendo un po' tutta Europa, quindi finché non ci sarà un segnale forte continuiamo. Grazie, in bocca al lupo. Posso chiedere? Un'intervista con lei? Sì, da dove arriva lei? Ma dove sono? Mica insieme. Buongiorno, da dove viene? Io vengo da Occhiobello.
E produce che cosa? Io produco cereali praticamente e leguminose. La situazione è drammatica in quanto i costi sono triplicati e quest'anno i mercati sono ai minimi storici, di conseguenza non si fa ricavo e le politiche agricole sia a livello nazionale che a livello europeo non ci sono di supporto, non ci tutelano e quindi ci troviamo in queste condizioni. Oggi siamo scesi in piazza dalla base senza bandiere di colore, solo per avere una riconoscenza del nostro lavoro, che ci crediamo fino all'ultimo, però nessuno ci tutela. Quindi dobbiamo abbandonare le nostre aziende per venire qui in piazza per cercare di farci capire, perché noi siamo veramente in difficoltà. Più arrabbiati, più delusi? Siamo arrabbiati, siamo delusi dalle nostre organizzazioni, siamo arrabbiati perché noi abbiamo passione, però vediamo che economicamente non siamo più in grado di far quadrare, di chiudere il cerchio, quindi è diventato un problema grosso e quindi è l'inizio. Credo, mi auguro che sia un momento dove la gente farà un po' di più aggregazione, dobbiamo credere su noi stessi e battagliare. Non vi fermate? Non so dove ci fermiamo, probabilmente andremo a Roma, perché se il palazzo più alto è a Roma, andremo a Roma, far capire le nostre istanze quali sono. Grazie, bocca al lupo, grazie. Daniela, ti restituisco la linea, siamo dicevo qui in mezzo a centinaia di trattori, poi gli aggiornamenti nei nostri notiziari, intanto a voi la linea. Grazie davvero a Federico Vusetti, ovviamente l'avete sentito gli aggiornamenti di questa manifestazione nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30 con il Veneto. Torniamo a parlare però di furti e la domanda però che mi viene da fare sia al sindaco di Conegliano sia al sindaco di Spresiano è questa. Cittadini che però vogliono, si dice sì, rivolgetevi alle forze dell'ordine, però cittadini che dicono non possono essere, come dite anche voi, dappertutto, non possono esserci carabinieri ovunque, non ci può essere la polizia ovunque. Quindi queste, noi le chiamiamo ronde, però possiamo dire gruppi di cittadini che passeggiano per disincentivare magari un furto. Voi di fronte a questo che cosa rispondete? Sindaco. Io sono convinto che qualsiasi forma di disincentivazione, l'ho detto quasi giusto, sia corretta. È chiaro che però non so a cosa possa portare, cioè sì, perché anche lì è un po' come le forze dell'ordine, se sei da una parte del paese non sei più dall'altra, si rischia che magari uno va a fare la passeggiata e si trova la casa svaligiata. Adesso è un paradosso quello che sto facendo, certo, però rende l'idea. Può essere un modo per così magari chiedere che vengano rafforzati quelli che sono i presidi sul territorio, perché quello diciamo che non fa mai male. Ecco, io se in stazione di carabinieri da me invece di essercene 10 ce ne fossero 20, sicuramente ci sarebbero più pattuglie che girerebbero sul territorio, per cui ecco, dobbiamo puntare a questo, ad avere più risorse sul territorio, ma risorse che siano pronte, adibite e preparate anche ad un'eventuale reazione. Ecco, quindi la giustizia fai da te così rischia magari di creare più problemi che altro. Ma questo è il mio modesto parere. Capisco chiaramente l'esasperazione dei cittadini e capisco che possa essere un sistema per fare gruppo, però come diceva appunto Fabio prima, il controllo di vicinato è un esperimento che si sta rivelando fruttuoso. È chiaro che bisogna crederci e bisogna aumentare anche i gruppi di controllo del vicinato, questo sì, perché molto spesso il problema si ha quando il vicino magari guarda il proprio orticello e non certo, no, anche agli altri. Io faccio sempre l'esempio, no? Ormai una volta quando suonava un allarme c'era l'intero paese che sentiva suonare l'allarme e si precipitava, no, dove c'era l'allarme che suonava. Adesso se ne sentono talmente tanti che lo dai quasi come così, sì, è partito, avranno sbagliato a inserirlo, no? E invece, ripeto, meglio una telefonata in più, meglio uno scendere in strada in più che uno in meno. Sindaco Chies, la domanda diretta anche a lei. Di fronte a questa, insomma, non richiesta, ma questa nuova ipotesi di tornare, insomma, a passeggiare per le strade, non chiamiamole ronde, ma insomma per cercare di disincentivare questi furti, questo fenomeno, lei che cosa risponde?
Ma guarda, io ripeto, il controllo di vicinato ha delle regole ben precise, per cui non sono passeggiate normali, ma è un controllo che è anche verticistico, che è collegato con le forze dell'ordine, che ha delle regole, anche perché non possiamo subissare le forze dell'ordine di messaggi, di telefonate e magari non si rivelano neanche corrette, e poi non abbiamo i carabinieri dove servono, ma magari li abbiamo dove non servono. Ritengo che vada potenziato questo, vada fatta un'educazione, come ho detto prima, importante all'interno del mondo delle scuole, vadano rafforzati gli organici di polizia di Stato e di carabinieri, come ha detto giustamente anche Marco, ma poi se tutto questo non funziona esiste anche la repressione, perché ricordiamo bene che tutti noi abbiamo un campanello, se qualcuno vuole entrare in maniera corretta nelle case suona il campanello, chi ci entra in un altro modo deve essere preso, deve esserci comunque la certezza della pena, perché queste persone non possono violare la proprietà privata e poi magari vedere che vengono rilasciate il giorno dopo, e ironia della sorte magari anche con l'obbligo di rimanere all'interno del comune, per cui poi sappiamo che vanno a delinquere anche all'interno del comune perché non possono neanche uscire dal comune. Cioè sono situazioni assurde che non devono verificarsi. Penso che l'insieme di tutte queste cose possa portare a un'attenuazione del problema, magari non alla risoluzione totale, ma a un'attenuazione. Se invece guardiamo il problema da piccoli lati, senza guardare a 360 gradi il problema, non lo risolveremo mai, e anzi i cittadini rimangono in una situazione di incertezza che è data, ripeto, non solo dalla non presenza delle forze dell'ordine dovunque perché non possono esserci, ma anche magari dal fatto che non ci sia la certezza della pena e che queste persone, una volta arrestate, magari anche in flagrante, te le ritrovi sul territorio la settimana dopo. Questo va anche a svilire il grande lavoro delle forze dell'ordine, perché vedo che i cittadini rispetto alle forze dell'ordine hanno sempre un rapporto ottimo, nel senso che sanno che non hanno organici adeguati, ma cercano di fare di tutto sul territorio per mantenere la sicurezza. Ecco, lei ha toccato un altro degli argomenti, insomma, cardine di questo argomento, che è quello della certezza della pena. Lei diceva dopo una settimana si ritrovano questi ladri fuori, purtroppo abbiamo potuto constatare che anche molto meno di una settimana a volte, ed è quello che esaspera probabilmente ancora di più i cittadini, non solo le forze dell'ordine, immagino, perché insomma una persona gli entrano in casa, fa la denuncia, vengono arrestati e poi purtroppo si tornano a delinquere e tornano a mettere a segno furti e colpi. Il problema vero è che l'unica pena certa che c'è è per chi reagisce. Almeno negli ultimi casi, lo dico sorridendo, ma è un sorriso assolutamente polemico, nel senso che chi ha reagito di fronte a dei malviventi trovati in casa poi dopo si è visto condannato, insomma li conosciamo tutti, ecco, i casi. In realtà sono pienamente d'accordo, a me è capitato che abbiano portato in caserma la sera un ragazzo che avevano trovato nascosto, tra l'altro, e aveva fatto dei furti durante il pomeriggio, ma non avendolo beccato sul fatto, l'hanno solamente portato, l'hanno riconosciuto, hanno visto tra l'altro se avesse, in questo caso qua, il discorso del permesso di soggiorno, e anche lì si crea un altro filone, ma il giorno dopo era nuovamente sul territorio, e quindi con la gente che lo vedeva, e ho avuto diverse chiamate, diceva Marco è già fuori, e purtroppo sono pienamente d'accordo con quanto detto da Fabio. Occorre una revisione di un certo tipo, la repressione, io sono pienamente d'accordo, bisogna educare, no? Anche lì, quindi se si fa vedere che effettivamente una volta che ti beccano hai una pena certa, una pena anche magari di una certa entità, certo, stai sicuro che magari uno prima di farlo ci pensa, no? Quindi sono pienamente d'accordo. Ecco, dai furti alle baby gang, altro argomento di cui si è parlato purtroppo anche troppo spesso nei telegiornali, è proprio perché molti reati vengono commessi ultimamente proprio da giovanissimi minorenni,
Ma anche molte risse, le abbiamo visto di recente a Castelfranco Veneto, con una rissa insomma alla stazione delle Corriere, ed è anche questo un fenomeno che preoccupa i genitori, insomma, che si trovano poi i figli coinvolti in questi episodi, o comunque che assistono a questi episodi qua. Anche lì, insomma, Spresiano è un comune dove abbiamo visto, come in tanti altri comuni, ovviamente non solo Spresiano, ma l'abbiamo visto dappertutto ormai, Castelfranco, Montebelluna, Conegliano, l'abbiamo visto in passato, adesso ci diceva il sindaco, la situazione insomma è un po' migliorata, speriamo che non ci siano ulteriori episodi, ma anche a Vittorio Veneto, per cui ci sono ovunque, cioè cos'è che manca? È peggiorata la situazione rispetto a prima, perché poi ci si nasconde sempre dietro un dito, ma il Covid può davvero aver creato quello che sta accadendo adesso? No, io credo che non ci si possa nascondere sempre dietro al Covid, ecco, la cosa vada vista in maniera più ampia, è sicuramente un problema che riguarda tutta la nostra provincia. È chiaro che i centri più grossi che offrono anche più servizi ai giovani siano quelli magari dove si verificano più spesso queste cose, ma è poi una questione di certo. La legge dei grandi numeri. È chiaro che Treviso, piuttosto che Conegliano, piuttosto che Montebelluna, le città che hanno qualcosa da offrire ai giovani anche il sabato pomeriggio, la domenica pomeriggio, si trovano ad essere loro malgrado magari protagoniste di più episodi rispetto a quello che capita nella media, ma è dovuto appunto al fatto che gran parte della provincia effettivamente si sposti su questi territori. Io prima giustamente parlavi di Spresiano perché poi era successa quella cosa che non era una polemica, ma era semplicemente un confronto che c'è stato con Mario Conte quando appunto aveva citato che in tanti da fuori vengono a Treviso e quindi loro li identificano e vedono che ce ne sono parecchi, ecco, dei comuni limitrofi. Credo che l'idea lanciata da Mario sia corretta, quella di fare comunque il punto tra noi sindaci per mettere in campo tutte le best practice che ci sono in essere, e credo che, insomma, penso che anche Fabio mi sia testimone, ognuno fa il suo, no? e cerca di fare il meglio, ma ecco, si può pensare magari di rendere più estesa le politiche educative. È chiaro che bisogna che tutti gli enti interessati facciano la propria parte, quindi non solo il comune, ma ci sono anche una serie di altri referenti che devono fare il loro, a cominciare dalle famiglie. Ecco, Mario Pozza aveva detto non più tardi di qualche giorno fa, c'è una questione proprio di educazione probabilmente che manca alla base, forse dietro mancano, in alcuni casi ovviamente, mancano le famiglie. È vero che la scuola è importante, però anche la famiglia è importante, evidentemente qualcosa manca, Sindaco. Ma assolutamente si parlava di enti, ma io parlerei in primis delle famiglie, perché intanto parliamo di una piccola parte dei giovani, perché la maggior parte dei giovani sono comunque persone che studiano, che hanno grandissime capacità, che vediamo vanno a lavorare all'estero, in Italia, cioè giovani di cui essere fieri. Ce n'è una piccola parte però dei quali renderei conto anche le famiglie, perché non è possibile che si comportino in un certo modo, poi quando chiami le famiglie magari cercano anche di giustificarli, no? Questo è inaccettabile. Ritengo che vadano messi ai servizi sociali, come stiamo facendo tutti noi sindaci, in maniera diversa, ma quando li troviamo, insomma, li mettiamo ai servizi sociali, fanno i lavori socialmente utili, vedo che questo serve, ma mi dispiace quando vengono colti magari sul fatto o vengono inquadrati dalle telecamere, poi chiami le famiglie e queste magari invece di rimproverare i figli cercano in qualche modo di giustificare, magari di lamentarsi con la società. Ritengo che tutti possiamo sbagliare, però la famiglia è il primo nucleo di educazione dei ragazzi e da qui deve partire tutto. Come ho detto prima, famiglia, patto importante tra famiglia e scuola, e poi sicuramente ci sono i comuni, ci sono tutti gli altri enti che gestiscono il territorio, però l'educazione non possiamo pretendere che venga fornita dai comuni di appartenenza. L'educazione viene fatta in primis dalle scuole, poi dalle reti di amicizie. Tutti noi siamo cresciuti, insomma, sappiamo come funzionano le cose, però quando eravamo giovani noi penso che se andavi a casa in una situazione del genere non è che la famiglia ti giustificava,
forse la famiglia era il posto dove ti giustificavano meno di tutto. Non dico di tornare in quelle situazioni, il mondo cambia, si evolve, ma è inaccettabile che le famiglie giustifichino situazioni di scarsa educazione civica, se non completamente l'assenza solo di un po' di educazione, perché questi ragazzi non è che per noia poi mettete a vandalizzare una città. Devo dire, si sono fatti passi da gigante, perché vedo, ripeto, che molti giovani sono stati reinseriti, parlo della mia città ma anche di altre realtà, tocchiamo ferro perché può succedere, come ha detto prima Marco, più grandi sono i centri, più i ragazzi creano aggregazione e più questo può succedere, per cui è normale che se guardiamo le città più grandi questo succeda in maniera maggiore. Però devo dire che anche a Conegliano rispetto alle baby gang c'è stato un netto miglioramento negli ultimi anni, dagli episodi che erano successi anni fa, poi questi non si sono più verificati. Però ci sono episodi continui di maleducazione, anche dei singoli, e non parlo solo dei ragazzi, perché vediamo che ci sono gente anche di 40, 50 anni o 60 che butta tranquillamente la carta per terra. Questo è inaccettabile, anche perché i cestini ci sono dappertutto e queste persone, anche quelle con i cani, devono imparare l'educazione, perché se per 90 persone che si comportano bene ne bastano 10 che non raccolgono la cacca dei loro cani, perché la città sembra sporca. Certo. Sindaco, siamo quasi alla fine, tante le iniziative che fanno i comuni proprio per insomma, coinvolgere i giovani. Sì, no, ma certo, ma noi facciamo attività di prevenzione in realtà. È chiaro che io ho parlato di enti, ma poi dopo ho parlato appunto di famiglia. Parliamo di tutti coloro i quali sono coinvolti, quindi sono d'accordo che la famiglia sia il primo luogo, no? E anche a me capita spesso che vi siano famiglie pronte a giustificare. Ci vuole sicuramente però anche da parte del comune la prevenzione in tal senso, anche perché poi dopo capita magari che qualcuno te lo trovi anche in comunità, e in comunità sappiamo bene cosa costa scusate se sono cinico anche a riguardo, ma sappiamo bene cosa costa un minore in comunità. Noi a Spresiano ne abbiamo una anzi, e mi costa 500 euro al giorno, giusto per farvi capire cosa si può arrivare. Per cui l'attività preventiva da parte dei comuni è sicuramente essenziale da questo punto di vista, per garantire anche che vengano mantenuti i servizi per l'altra parte della cittadinanza. Ecco, io credo che comunque serva fare anche una distinzione, perché perdonatemi, ma tante volte sento parlare di baby gang, ma anche un po' a sproposito, no? Come diceva Fabio, c'è il gesto incivile e maleducato che è una cosa, la baby gang secondo me è un'altra cosa, e in quel caso là forse ecco, bisognerebbe pensare ad un altro tipo di intervento. Io scusatemi, stamattina ho letto del branco che ha violentato la ragazza a Catania, ecco, per me quella è una baby gang. Il fatto attenzione, non voglio assolutamente dire che non sia una cosa grave la scazzottata, piuttosto assolutamente no, non sto dicendo questo, però ecco, attenzione anche a parlare, perché rischiamo di farci anche una pubblicità o di fare una pubblicità al nostro territorio che di fatto non è la fotografia della realtà del nostro territorio, che ancora rimane, penso, uno dei più vivibili e dei più tranquilli a livello nazionale. Questo è il mio modesto parere a riguardo. Io ringrazio per essere arrivati davvero al termine, ringrazio davvero Fabio Chiese per essere stato con noi. Buona giornata a tutti i telespettatori, ciao Marco. Ciao Fabio, a presto. Ciao a te. Ringrazio anche Marco per essere stato con noi, insomma speriamo di poter parlare anche di altro, perché ultimamente purtroppo siamo costretti sempre a parlare di furti quando si parlava di positività si parlava di Covid, quindi cerchiamo la positività quella vera. Torneremo. Grazie davvero a Marco Della Pietra per essere stato con noi. Grazie a te, vi ricordo che fra poco ci sono le previsioni del tempo, poi c'è la pubblicità, subito dopo la pubblicità alle 13:40 c'è l'approfondimento dedicato alla salute, si parlerà di rivitalizzare l'acqua del rubinetto, benefici e vantaggi. Gli ospiti Simone Zorzi, titolare Biovital Progetto Italia, Stefano Caligiuori, direttore generale Biovital Progetto Italia, con la nostra Alice Montagnier. Ed ora vi ricordo questa sera la nostra trasmissione Ring in prima serata, vi ricordo il sondaggio, lo vedete in sovraimpressione, eccolo lì, trattori in marcia, ne abbiamo parlato finora.
un'ora su Roma, protesta giusta, lo vedete, se volete rispondere sì o no potete votare già da subito. Gli ospiti saranno Roberto Marcato, assessore sviluppo economico Regione Veneto della Lega in studio, Tommaso Razzolini, consigliere Fratelli d'Italia, Commissione Agricoltura, e allora Arturo Lorenzoni, consigliere regionale misto, Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto, segretario del partito del PSI del Veneto, ed ancora Sabrina Pignedoli, europarlamentare Movimento 5 Stelle. Questi dunque gli ospiti che ci saranno questa sera in ring. Io ringrazio i registi che ci hanno seguito fin qua, Francesca Pezzo e Simone Merlo. Vi do appuntamento ovviamente a domani per la prima edizione e fra pochi minuti per il nostro approfondimento dedicato alla salute. Grazie, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Benvenuti al Meteo. Il nostro territorio è ancora nel segno dell'anticiclone. La settimana inizia con tempo stabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di lunedì 5 febbraio evidenzia un cielo piuttosto nuvoloso, spesso coperto da nebbie. Maggiori schiarite saranno possibili sulle zone montane, localmente anche altrove, nelle ore centrali della giornata. Temperature stazionarie minime tra 1 e 4 gradi, massime sui 6-9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. L'afflusso di aria umida determinerà nubi basse, foschie e locali nebbie, possibili parentesi soleggiate, specie sui rilievi. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Non mancherà un ampio soleggiamento, come ci mostra la grafica, con cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime sui 6 gradi, massime intorno ai 15. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.